Cari trevigiani, un saluto come Presidente della provincia, ma soprattutto come membro di una comunità da 900.000 cittadini di cui faccio parte. A meno di 24 ore dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siamo chiamati a cambiare le nostre abitudini. Stiamo affrontando un'emergenza che la nostra generazione non ha mai vissuto, un'emergenza che non ha mai vissuto neanche le generazioni che ci hanno preceduto. Un'emergenza che sconfiggeremo, usciremo da questo momento di emergenza nella misura in cui ottempereremo alle prescrizioni che ci sono state date, tra cui le più minime anche per certi aspetti, quelle igienico-sanitarie, cioè lavarsi le mani, mantenere la distanza di 1 metro da altre persone, non frequentare luoghi affollati, ma soprattutto l'emergenza, cioè queste prescrizioni ci chiamano a limitarci nei movimenti. Ecco, questi movimenti ci sono consentiti per andare al lavoro, per esempio, ed è già una misura che consente di mantenere vivo il tessuto produttivo che sta patendo un disagio importante. E noi siamo limitati, ma con la provincia al nostro fianco riusciremo a trovare il modo per uscirne fuori in modo più forte. La provincia ha lanciato un progetto tempo fa, si chiama Provincia più te. Mai come in questo momento il più te è importante, perché il più te sei tu, il più te sono io, il più te siamo tutti noi. Capisco i disagi, capisco i 1000 interrogativi, i dubbi, i timori che ci sono in questo momento, ma sono timori di cui insomma, ci prendiamo atto come amministratori pubblici, che capiamo, ma che non debbono in qualche modo metterci in ulteriore difficoltà. Oggi io chiedo ai cittadini che si interroghino per trovare una giustificazione per rimanere a casa piuttosto che interrogarsi per trovare una giustificazione per andare fuori. Siamo consapevoli tutti, da Pieve del Grappa a Vittorio Veneto, da Mogliano a Castelfranco Veneto, in tutti i comuni dei disagi che sta patendo la popolazione. Facciamo di tutto perché queste misure trovino applicazione e ognuno di noi faccia la propria parte. È fondamentale. Nella misura in cui applicheremo queste prescrizioni, noi usciremo più forti di prima e anche velocemente da questa situazione emergenziale. Quindi ragazzi, forza, nervi saldi, dobbiamo fare tutti la nostra parte. Vinceremo noi e non vincerà il coronavirus.